tempo è andato bene, poi una volta entrati nello spogliatoio, non so, hanno completamente, cioè, nel secondo tempo abbiamo fatto completamente un'altra partita, siamo entrati, cioè neanche siamo entrati in campo concentrati e devo dire che gli avversari ne hanno approfittato abbastanza di questa nostra poca concentrazione in campo. E ci abbiamo creduto fino all'ultimo, si poteva pareggiare, abbiamo fallito un gol negli ultimi minuti, sempre con Casale se non sbaglio. Pazienza, ora dobbiamo pensare alla trasferta di Augusta ed essere principalmente in campo più concentrati ed evitare di perdere la testa così. E la scelta giusta per salvarsi, intanto oltre a vincere le partite, più partite possibili ovviamente, poi avere sempre la massima concentrazione e non perdere la testa facilmente. Sì, sì, la Coppa rimane un bel ricordo, abbiamo affrontato alla fine il Recalbuto, una squadra di A2, tra l'altro prima nel campionato, la seconda se non mi sbaglio, ma non l'abbiamo incontrata noi prima e abbiamo avuto veramente un'occasione di giocare contro grandi giocatori che erano nel Recalbuto.